2 reperti ossei rinvenuti nella spiaggia di Albarella fanno riaprire le speranze che possa trattarsi dei resti di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, scomparsa nel gennaio del 2016 e della cui morte sono accusati i fratelli Freddy e Deborah Sorgato e la tabaccaia Manuela Cacco. Il trio diabolico attualmente in carcere dopo la condanna in appello dell'ottobre 2018. La procura di Padova in queste ore si è messa in contatto con quella di Rovigo per chiedere di verificare se ci possa essere corrispondenza con il DNA di Isabella. Intanto un medico legale di Ferrara sarà a breve incaricato dal PM Sabrina Duò di accertare se si tratta di ossa umane o animali. Se sarà necessario verrà poi fatta anche l'estrazione del DNA. Al telefono il fratello di Isabella, Paolo Noventa, pur nella tragedia spera si tratti della sorella perché solo così potrà mettere la parola fine a questa terribile vicenda. Io la notizia l'ho presa da voi e mi auguro che sia mia sorella, che riusciamo a dare un fine a questa storia e a mettere un po' più tranquilla, se possiamo dire tranquilla, mia madre. Mamma Ofelia, dopo la condanna dei fratelli Sorgato e di Manuela Cacco, ha sempre chiesto che venga rivelato dove sia stato nascosto il corpo dopo il delitto, per poter dare una degna sepoltura alla figlia e per poter avere un luogo dove pregare. Sabato scorso ad Albarella è emerso un frammento che sembrerebbe un femore, il 20 agosto, una mandibola. Riguardo alla mandibola sarei certo, la riconoscerei sicuramente. So benissimo i lavori protesici applicati nell'arcata dentaria di mia sorella. Freddy Sorgato, all'epoca dell'arresto avvenuto il 16 febbraio del 2016, aveva confessato la morte di Isabella parlando di un gioco erotico e poi aveva detto di aver messo il corpo in una sacca dell'immondizia e di averlo riempito di sassi per impedire che riaffiorasse prima di gettarlo nelle acque del Brenta, poco lontano dalla sua abitazione di Noventa, padovana, dove si era consumato il delitto. Seguendo il percorso del fiume è plausibile che il corpo sia stato portato in mare e che poi i resti delle ossa siano ritornati a riva spinti dal moto delle onde. È proprio la foce del Brenta, per cui ci può stare che sia lei, può essere, e sperando anche di trovare anche qualche parte del resto che ci possa dare anche qualche altra parte del corpo che ci possa dare altre spiegazioni.